Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendale Veneziano, siamo in Austria, settimo posto in griglia, ma perché ho fatto un setup da pioggia, nelle qualificazioni c'era il sole, ora ho detto fioi, andiamo subito con la pioggia, facciamo una qualifica un po' più lenta e speriamo bene, poi addirittura pole position di Nicolino Hülkenberg che la Force India ha puntato tutto su queste qualifiche, staremo a vedere. Si parte fioi sotto un diluvio devastante, disarmante. Mamma mia, cosa ho rischiato. Non so come ma sono il primo, ho fatto dei danni? No, neanche, proprio incredibile. Partenza super. C'è Maldonado terzo, oddio, ho paura. Lunghissimo, è la pioggia super battente. Attenzione, Hamilton ci prova. Ma il Cume chiude, già due ritiri intanto. Mamma mia, è durissima tenere in pista la monoposto. Tanto Hülkenberg ha perso tante posizioni. E partiva in pole, noi settimi. Sì, ciao fioi. Miscela normale. Dobbiamo difenderci adesso. Siamo primi nel mondiale, ma abbiamo vinto 3 gare, ma siamo comunque vicinissimi tutti. Gigi è molto vicino. Primo giro completato. Dai ragazzi. Ho sfruttato una partenza incredibile. Abbiamo beccato la pioggia finora. Hamilton e Hülkenberg terzo. Non ha recuperato Bottas. Maldonado invece avrà fatto qualche cazzata perché cazzo era terzo. Lungo ancora. Tanto Raikkonen è andato ai box. Raikkonen comincia ad avere la sfiga raikoniana. Sfiga per Kimi. Altra gara compromessa per l'asso finlandese. Attenzione. È duri. Mamma mia, veramente è impossibile. Con la pioggia è sempre un dramma, fioi. Comunque, ma ciao, scodata del Cume, scodata come Indiana. Hamilton ci supera. E che ho fatto anche un setup da pioggia, bene. Non ci siamo, Beppe, non ci siamo. Mamma mia, ho rischiato qua. Forse ho fatto danni? No, per fortuna no. Quelle scintille sono quando è una mod che praticamente è la mod che quando colpisci qualcosa, vai sul cordo troppo forte, roba, hai delle scintille. Mamma mia, altri ritiri, siamo in 16. 14, attenzione, rischiamo la bandiera, rischiamo la safety car qua, Vediamo cosa decide la direzione gara, troppa pioggia ragazzi, troppa pioggia. Vediamo cosa decide la direzione gara. C'è un incidente spaventoso, cosa è successo? Safety car, sapevo io, safety car in pista. Safety car. Carburante basso, lo sapevo. Trena, un altro ritiro. Troppa pioggia, Bernie sei un porco, ma non puoi far ste gare. La troppa pioggia ha portato a distruzioni totali. Siamo in 13. Gran premio d'Austria compromesso, safety car in pista, ma veramente, lo sapevo, era chiaro, troppa pioggia, troppa pioggia. Bello però con sta mod hanno messo anche sta roba qua, bravi, bravi. Con la pioggia, adesso perché guidare con la pioggia è molto più difficile. Eccoci qua. E adesso tutti dietro alla safety car. Eccoci qua, vediamo Gigi che sta arrivando. Eccoci qua. Siamo tutti dietro la safety car. Incidente spaventoso, spaventoso veramente perché
Eravamo da 18 a 13. Veramente, da 18, perché due si sono ritirate al primo giro, nel secondo se ne sono ritirate 6.000. E niente. Addirittura possiamo... No, Fio ragazzi, sta succedendo di tutto in questo mondiale. Veramente. Questa è la conferma di come il 14 sia meglio del 15, per quanto il 15 ha tante cose belle. Speriamo nel 16, ma Fio, ma veramente sta succedendo di tutto. Bisognerà capire cosa fare. Comunque anche Räikkönen torna in corsa adesso. Posizioni di nuovo, insomma, tutti in fila indiana. E subito safety car al terzo giro. Mamma mia, pazzesco veramente quel che è successo. Cioè, mai visto neanche... neanche quando avevo sul 13 una mod tipo che bastava colpire un cordolo e rompevi la ruota. Non ho mai visto un incidente del genere. Si sono ritirate veramente... so, 5-6 macchine in mezzo giro. Era inevitabile la safety car proprio. Grosjean quarto, Massa. Räikkönen è penultimo, però adesso può anche lui sorpassare. Adesso bisognerà capire anche... Nessuno è andato ai box. Ma a me non sembra che la pioggia sia così diminuita, sinceramente. Io non rischio all'intermedia, non esiste. Ok ragazzi, la gara può riprendere. Detriti eliminati dalla pista. Carburante elevato, adesso devo tentare il miracolo. Proviamoci. Nessuno va ai box. Si riparte. Mamma mia, dopo veramente un incidente spaventoso. Ci devo tirare a tutti i costi per poter superare Gigi adesso. Mamma mia che rischio. Super rischio subito. Hamilton ne ha di più. Attenzione, addirittura Massa ci prova. Ci prova Pippo. Occhio a Pippo. E Vettel risupera Pippo. Ma va un po' lungo. Non possiamo, dobbiamo stare attenti a difendere il secondo posto, altro che il primo. Mamma mia, con queste condizioni climatiche è durissima però, subito ancora Vettel. E stavolta si riprende la seconda posizione Sebastiano. Mamma mia. Però si fa molta fatica. Tanto un'altra macchina va lenta. Sta succedendo di tutto, signori, di tutto. La pioggia sì, è diminuita la pioggia, sta diminuendo. Rimango in pista però, non posso rischiarmi ancora. Adesso è un azzardo però, La pioggia sembra diminuita. La pioggia in certi punti è diminuita, però andare di intermedia adesso mi sembra un azzardo, sinceramente. Non mi sembra una cosa molto sensata. Addirittura smetterà di piovere. No, Fioi, mi hanno dato pioggia al 100% e invece smetterà di piovere nei prossimi 10 minuti. Ma che sta succedendo, raga? Tanto sto guidando di merda, vabbè, che sono dettagli. Faccio fatica a tenerle in pista, faccio proprio fatica. Ancora, niente, lunghissimo ancora. Meno male che c'è lotta dietro tra Grosjean e Massa, meno male. Concentrati, come che basta un attimo e vado fuori, Ok, tutti rimangono sulle full wet. Ok, come... mamma mia, slittatona. Slittatona veneziana.
Panico per il Cume. Ancora lungo. Malissimo, malissimo, malissimo. Hamilton ci sta dando via merda. Con tutto il rispetto per la merda. Qua non tengo la posizione neanche se vuoi. Però cioè, andare sulle intermedie vuol dire perdere una chance importante di arrivare secondo, perché se sbaglio... Perdo 2 secondi a giro però. Perdo 2 secondi a giro. Ragazzi, va all'intermedia. Io ci provo. Speriamo bene. Vai. Carburante elevato. Ah, vanno anche gli altri, fatalità. Vaffanculo allora. Fanculizzatevi allora. Siamo ottavi. Vediamo, speriamo magari che il computer possa andare lentissimo. Dai che... Speriamo di non perdere la seconda posizione però. Forse potevo andare un giro prima, va bene dai. Anzi 2 perché tanti non sono ancora andati, eh. Vediamo un po'. Ma non fare anche gli errori però. Hamilton aveva un vantaggio troppo grande purtroppo. Ho paura che perdo anche la seconda posizione. Erroraccio del Cume. Sabbia, sabbia, sabbia. Mamma mia. Ma la lasciamo perdere. Buttata via la gara ragazzi. Brutto errore comunque, brutto errore come indiano. Vediamo quante ne recupero. Ne ho perse tante con sto errore. Siamo addirittura fuori dal podio. Se non sbagliavo ero secondo, ma va... ciao, sì, sì. Ciao raga proprio. Il Cume supera Sainz. No, Chiate, scusate. Guarda che casino, guarda che casino. Lotta mostruosa. Mamma mia, qua rischiamo anche l'incidente. Dio santo. Niente, fuori anche dal podio purtroppo. Non ho parole, errore clamoroso. E un po' qua l'ho sbagliata e ho perso le 2 posizioni. Adesso devo stare molto attento perché rischio anche... Dai. Ragazzi, inizia l'ultimo giro, siamo quarti purtroppo, ha smesso di piovere ormai. C'è anche quasi un pallido sole. Niente, Gigi è pronto a vincere. Peccato, è da settimo in griglia, alla fine va bene che quarto posto. Però l'è dura, raga, l'è dura perché doveva essere un mondiale scontato secondo qualcuno che avevo letto i commenti, invece non è scontato per niente, siamo tutti là. Comunque siamo in 11, si è ritirato anche Kimi. Ha forato, me l'ha detto il mio buon ingegnere. E niente, la prossima tappa è anche a Silverstone e là son cazzi perché Silverstone è in assoluto la gara più sfavorevole per il Cume. Ancora. Ogni tanto sta curva la prendo veramente di merda, vabbè sono tranquillo dai. Tutto rego. E con questo sole, con le gocce,
che anche fa anche un bel effetto comendiano. Andiamo a prenderci questo quarto posto un po' amaro, ma va bene così. Buon quarto posto che fa morale e soprattutto classifica. Sebastiano. Deve andare peggio, dai. Quello che è successo, incidenti, roba. Ho fatto anch'io un mezzo lungo, massa secondo. Ok, allora Sebastiano primo 124, secondo Rosberg 117, terzo Hamilton 107, Raikkonen 96, poi via tutti gli altri, mondiale incredibile da Kimi a Vettel solo 28 punti. Scuderia la Mercedes supera la Ferrari purtroppo di 4 punti ragazzi, ma mondiale super aperto. Un saluto dal comandante veneziano. Prossima tappa, Silverstone. Ciao!